Bentrovati con l'appuntamento di Anziani in Movimento, un'opportunità per svolgere dell'attività fisica, degli semplici esercizi in sicurezza anche a casa. È un progetto ideato dall'Associazione Che Spettacolo del presidente Massimo Piubello e realizzato grazie alla Fondazione Friuli del presidente dottor Giuseppe Morandini. Siamo qui con la nostra esperta in scienze motorie, la dottoressa Rebecca Piemonte, Buongiorno. una laureata in scienze motorie dell'Università degli Studi di Udine, che oggi ci proporrà una serie di esercizi da svolgersi a terra. Per cui avete una stuoia a terra, avete un tappeto a terra, avete una coperta a terra, mettetevi sdraiati, come si dice supini, a pancia in su, con lo sguardo rivolto verso l'alto. Vai Rebecca, anzi, lei inizia da seduti. Iniziamo con degli esercizi da seduti. Portiamo lo sguardo verso destra e verso sinistra, lentamente. Per cui sostanzialmente siete comodi, seduti, gambe incrociate, la schiena diritta, in relax, dove ponete l'attenzione sul movimento del vostro collo, le cervicali, per cui rotazioni, come vedete, lente del collo, a destra, a sinistra, le facciamo dalle 10 alle 20 ripetizioni. Naturalmente abbinati anche alla respirazione. Successivamente portiamo l'orecchio verso la spalla. Non dobbiamo fare l'errore di alzare la spalla, le spalle restano sempre giù e ci spostiamo a destra. Stiamo parlando di esercizi di mobilità articolare ed anche muscolare, per cui ottimi esercizi per svolgere anche un risveglio mattutino. Movimenti del capo vanno svolti sempre molto lenti, ognuno al proprio ritmo e, come si dice, ascoltando quello che ci comunica il nostro corpo. Sentiamo un leggero indolenzimento, ci fermiamo. Ok, ora compiamo delle rotazioni del capo da una parte, quindi andiamo verso destra. Facciamo dei piccoli cerchi con il capo, delle rotazioni, delle circonduzioni in un senso. Io dico quando ne facciamo un 5 in un senso, poi cambiamo e ne facciamo 5 nell'altro senso, senza avere nessun tipo di fretta, e sempre il messaggio è ascoltiamo se esiste una certa rigidità e a livello delle vertebre cervicali. Ok, ci spostiamo e ora flettiamo il capo in avanti e indietro. Flesso estensione del capo, avvicino il mento verso il petto e porto la nuca all'indietro. Quando porto la nuca all'indietro inspiro con il naso, quando scendo lentamente espiro l'aria, per cui sempre il movimento della respirazione, i due atti di inspirazione ed espirazione. Io direi che abbiamo fatto un buon lavoro per attivare quella che è una ginnastica del nostro collo, del nostro tratto del rachide cervicale, e adesso lei ci propone quella che è una posizione di quadrupedia. Viene chiamato l'esercizio del gatto, che ognuno di voi ha presente, il gatto quando si stiracchia, e per cui andiamo nel portare il capo in giù a fare una gobba con la schiena, e quando invece innalziamo il capo e saliamo, vedete tutti esercizi di mobilità del tratto appunto del rachide. Qualche consiglio hai da dare, Rebecca? L'importante è eseguirlo sempre lentamente e cercare di sforzarsi il più possibile. Quando saliamo a ingobbire la schiena, andiamo in alto più che possiamo, e quando andiamo giù cerchiamo di guardare verso l'alto,
Ok. Bene, per cui parola d'ordine lentamente, gradualmente, ascoltando i messaggi che ci arrivano dal nostro corpo. Ora eseguiamo l'esercizio che può essere chiamato Superman. Portiamo un braccio in avanti e la gamba opposta indietro. Cerchiamo di stare in equilibrio qualche secondo, torniamo e cambiamo lato. Contemporaneamente allunghiamo distendendo in avanti un arto, un braccio e la gamba opposta all'indietro. Anche qui sarebbe importante mantenere in linea il capo che guarda verso il terreno, tutta la schiena e naturalmente diventa in linea braccio, schiena e gamba. Anche qui possiamo farlo una decina di volte per arto e viene alternato e vedete che facciamo questi esercizi in maniera molto lenta, graduale. Potremmo definirli degli esercizi di mobilità, di tonificazione, di ginnastica dolce. Ok, finite le ripetizioni cambiamo esercizio, portiamo una gamba verso l'esterno, lentamente poi torniamo e cambiamo. Andiamo con l'altra, alterniamo prima una e poi l'altra, cerchiamo di non spostarci troppo, non esageriamo nei movimenti, non cerchiamo di cadere, cerchiamo di rimanere dritti, si sposta solo la gamba che si muove esternamente. Per cui lavoriamo sull'anca in questo caso, no? Sì. Ecco, mobilità dell'anca. Naturalmente ognuno da casa ha l'opportunità di svolgere, di imitare questi esercizi e di farli naturalmente a seconda delle proprie possibilità, ma sono esercizi sicuramente possibili per tutte le fasce di età. Addirittura i nostri giovani dovrebbero fare 60 minuti al giorno di esercizio fisico vigoroso. Possiamo anche compiere sempre delle rotazioni con la gamba esterna, quindi vado prima in un senso, poi in un altro, cambio gamba. Vedete come sono anche un po' articolati da quello Questo più ovviamente semplice a sono quello delle un attimino variazioni. più combinato. Possiamo fare degli slanci all'indietro. Poi naturalmente ci può essere spazio anche a quelle che sono le vostre abitudini, a quello che avete fatto e imparato in gioventù. Qui vogliamo darvi soltanto degli spunti per riuscire a raggiungere nell'arco della settimana quelli che sono i 150 minuti di attività fisica aerobica moderata che ci prescrive l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutte le linee guida particolarmente presenti oggi nel mondo. E sappiamo, come abbiamo avuto modo di dire, che l'attività fisica è realmente un farmaco per la salute, perché senza salute tutto è niente e per cui dobbiamo in qualche modo incrementare quello che è il nostro benessere psicofisico e la nostra stato di salute. Vai Rebecca, questo è un esercizio che va a incrementare. Questo esercizio rinforza i glutei, ma rinforza anche il core, cioè la parte centrale del nostro corpo. Oltre che stiamo sempre lavorando comunque sulla mobilità dell'anca. Mobilità anca, mobilità della schiena e per cui rigidiamo anche i glutei. Ci ha parlato del core, sostanzialmente oggi si parla di muscoli stabilizzatori che sono gli addominali e i dorsali, che naturalmente sono quelli che maggiormente ci permettono di stare in posizione diritta, di stare in piedi, di deambulare con una certa solidità, ecco. Ora facciamo degli esercizi combinati, arti inferiori, arti superiori, per cui portiamo un braccio verticale sollevando il ginocchio opposto con un angolo di circa 90 gradi. Anche questo può essere eseguito
una decina, quindicina di volte. Qui abbiamo completamente il tratto del rachide e dunque la schiena appoggiata a terra ed anche il capo è appoggiato a terra. Ok, possiamo portare un ginocchio alla volta al petto, tengo per qualche secondo, ricordiamoci sempre di stare giù appunto con tutta la colonna vertebrale e con le spalle, molto importante, e cambiamo. Questo esercizio, ad esempio, se fatto contemporaneamente, Rebecca prova a farlo contemporaneamente, alzando le ginocchia, andiamo a appiattire la schiena sul pavimento e servono proprio per allungare quelle che sono la colonna vertebrale, no? Gli spazi fra i dischi vertebrali, e per cui anche per prevenire il mal di schiena. Siamo agli ultimi minuti, Rebecca, diamo ancora un paio di esercizi. Questo è un esercizio che compiamo con le gambe, ma in realtà stiamo utilizzando anche il bacino e stiamo sempre rinforzando il core, i dorsali, la schiena. Il tema di oggi è esercizi di mobilità articolare e anche muscolare. Non ci dimentichiamo comunque della caviglia. Portiamo le punte avanti e indietro. Bene, stiamo un po' concludendo questo appuntamento con Anziani in Movimento e arrivederci alla prossima puntata.